Con l'allenatore Massimo Bracali, allenatore della Blufato Occasione Pescaia, una vittoria suonante contro il Matera, forse una delle pretendenti alla vittoria finale, però la squadra ha giocato bene, ha subito forse troppo l'iniziativa del Matera, Saita stasera in versione Superman, però le azioni si sono svolte e poi sono concluse molto bene, passaggi, reti. Da dire qualche cosa di diverso? No, vabbè, sono contento di come hanno approcciato la gara i ragazzi. Gli avevo chiesto di finire a 0 reti e loro mi hanno accontentato, quindi subite intendo. Io credo la partita l'abbiamo vinta nel primo tempo, dove secondo me si poteva anche andare più volte in rete. Loro sono stati in partita fino a un certo punto, poi diciamo che abbiamo preso il largo e non hanno più potuto fare nulla, insomma. Ma la cosa che mi fa più piacere veramente è che comincio a vedere la fase difensiva fatta come si deve, come la voglio io. Sono convinto che è da lì che si parte per fare delle belle prestazioni e fare un bel campionato. Quindi un buon viatico per la prossima partita in trasferta, credo a Sarzana, se non vado errato, oppure ecco, diciamo Prato, e ripeto, un bel biglietto a visita per questo campionato che si preannuncia difficile e molto diverso da tutti gli altri. Ma sì, io sono dell'idea che in questo campionato sono tutte partite difficili, ognuna per le sue motivazioni. Tutte partite strane, fuori casa comunque sempre difficili. Ci sarà il Camaiore che, diciamo, ha fatto una bella squadra, ha portato un giocatore secondo me di categoria superiore con loro, però noi aspetto di avere tutti a disposizione. Intanto speriamo che Gigi Brunelli non sia niente di grave, ha avuto un taglio allo zigomo, dovrà mettere qualche punto, ma insomma penso che si risolva in breve tempo. E da gennaio abbiamo anche Oscar La Sorza, avremo a disposizione, e aspettiamo il rientro di Serzi Cabella, che è già da un po' che ha un problemino alla caviglia, e quando ce l'avremo tutti penso che potremo dare del filo da torcere a tutti. Ci divertiremo in tanti allora. Sì, va bene, grazie. Ok.